social. È un piacere, un onore e un orgoglio anche di presentarvi, e ringrazio ovviamente per la sua partecipazione, Davide De Marinis, cantautore. Ciao Davide. Ciao Fabrizio, Allora, è un ciao a piacere tutti. ritrovarti. Ti abbiamo ritrovato in questo momento di nuovo sulla cresta dell'onda. Sei uscito da poco con un nuovo singolo scritto a quattro mani, anzi potremmo dire anche sei, ma interpretato a quattro mani con Andy, con il rapper Andy, e si intitola Piove a Dirò. Stai facendo il giro di radio, di TV, ti troviamo sempre su Storie Italiane, sulla Rai. Questo ovviamente è un momento molto importante per te, però partiamo dall'inizio. Quindi il brano Piove a dirotto è un brano molto, potremmo dire, riflessivo, mentre gli altri che abbiamo presentato anche insieme su Effetto Sera erano un po' in qualche modo legati, sì, ai sentimenti, ma sempre molto allegri, molto giocosi. Qui c'è forse una vena un pochettino malinconica, o sbaglio? Beh, in questo brano c'è sicuramente la voglia di andare a parlare di un'emozione, questa emozione che a volte si vivono inaspettate, ci sono le emozioni legate ai ricordi, in particolare magari a un ricordo d'amore. Io credo che noi abbiamo tanti piccoli cassetti nella nostra testa e dove sono racchiusi i momenti di vita vissuta, un profumo, una fotografia, ti riapre questo cassettino della memoria e così quasi per magia si rivivono intense emozioni vissute che pensavi magari sparite. Ecco, con Andy abbiamo provato a scrivere una canzone che parla di questo, che non era facile, non è facile, però credo che ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti nell'intento, perché quando piovono a dirotto queste emozioni, ehm, si vivono quelle sfumature, quelle intensità di vita che magari pensavi essere sparite, invece sono lì, è tutto concentrato, è come in un computer raccoglie i dati e li tiene lì, quando meno te lo aspetti però il nostro cervello te li fa riaffiorare e poi rivivere proprio anche le stesse emozioni. Sì, concordo. Davide, come nasce la collaborazione con Andy? Da cui poi nasce ovviamente il brano. Beh, Andy intanto è un grande autore e un bravissimo rapper che prima di tutto nasce dall'amicizia e poi dal fatto che lui mi ha contattato, mi ha un po', come si dice, corteggiato e mi ha fatto sentire questa canzone, questa bozza del rap, che lui, il testo e alcune parti melodiche, e ti dico la verità, mi han colpito perché subito ho colto questa cosa che lui vuole raccontare, di questo amore passato, questa storia vissuta a Londra sua, e quindi ho unito la mia esperienza da ragazzo di periferia, di una storia mia passata, alla sua vissuta a Londra. Ed è messe insieme calzavano benissimo perché non c'entra dove uno ha vissuto ovviamente la storia d'amore, c'entra l'emozione, l'intensità e credo che quella sia universale. Assolutamente. È un brano che fa i conti con i cambiamenti del tempo. Non ti sembra oggi un paradosso parlare di sentimenti, di buoni sentimenti, anche di affetti, di amori, in un periodo in cui siamo, la conferma è questa, più connessi che legati in maniera umana? Forse sì, è vero, è una bella osservazione quella che fai, Fabrizio. Però io credo che alla fine la natura umana è sempre la stessa. Noi abbiamo bisogno siamo esseri sociali e in qualche maniera anche la connessione è un modo per essere legati, essere un solo corpo. Io non credo che l'uomo possa vivere da solo. È ovvio, noi in questa canzone proviamo a comunicare un po' anche alla vecchia maniera, insomma, dove noi parliamo direttamente di vissuto, di emozioni, anche se c'è una
una sorta di legame col presente, soprattutto le frasi iniziali, dico un selfie senza senso, perché sono storie comunque che tutti possiamo vivere, capito? Quindi anche il selfie ci riporta ai nostri giorni, perché magari anche un ragazzo che si fa un selfie in quel momento non ha senso, ma quando la storia magari finisce o cambia, quel selfie che hai fatto con la tua compagna magari assume quel valore che tu inizialmente non avevi pensato che avesse. E a proposito di valore, Davide, mi ha colpito molto anche il titolo, perché la pioggia, inteso come, non solo come titolo piove a dirotto, ma proprio come simbolo, perché la pioggia può essere vista in maniera, diciamo così, figurata, quindi come qualcosa che ti arriva addosso, ma anche, e prendo a prestito magari la canzone dei Negramaro, qualcosa che lava tutto, quindi una nuova rinascita. Era questo anche il senso del brano che tu volevi dargli? Sai che questa è una bella lettura, questa cosa che hai detto me la gioco anche in una prossima intervista. Bravo, io non ci avevo pensato, la pioggia come nuova rinascita. Beh, ma sei forte, eh? Bravo Fabrizio. No, in realtà io pensavo semplicemente al fatto che la pioggia, quando piove a dirotto, tra l'altro, ce n'è bisogno, speriamo che questa canzone sia anche di buon auspicio, perché piova tanto, perché abbiamo bisogno sempre più di acqua, perché comunque il discorso climatico, insomma, ci racconta che abbiamo sempre più bisogno di acqua, e che quindi che scenda e che piova di rotto sia quasi una danza della pioggia. Però in realtà noi pensavamo a una pioggia di emozioni, ecco, per noi piove a dirotto è una pioggia di emozioni. Non è mai facile però scrivere a quattro mani, io ho parlato anche di 6, perché insieme a te e a Andy c'è l'arrangiamento di Paolo Agosta, e tu sei stato a scrivere da solo, perché essendo cantautore i brani nascono da te. È più difficile scrivere con più persone, magari non con una o con due, ma comunque con più persone. Ma se si è della stessa idea, no. Per me con Andy è stato molto, molto facile, perché io sono partito da dove aveva terminato lui e ho aggiunto quello che sentivo che questa canzone richiedeva, un'apertura sul ritornello, lo special, alcune cose messe a posto nelle strofe, e poi insieme abbiamo smussato quel poco che poi rimaneva da mettere a posto. Io credo molto nella scrittura di getto, nella composizione veloce. Se sto tanto su una canzone vuol dire che non ho colto l'attimo. E, in questo caso, per dire piove a dirotto, io ho appena preso la chitarra, leggendo il testo di Andy, la prima frase che ho cantato è piove a dirotto, capito? E quindi niente, sono contento di aver fatto questa esperienza con Andy. E poi Paolo Agosto è bravissimo, un arrangiatore straordinario, ha prodotto il brano, ha fatto anche il regista del video, le luci del video le ha curate Paolo Agosta, la ballerina del video, chiedimi chi è la ballerina del video? Chi è la ballerina del video? È Paolo Agosta. È sempre lui, si è travestito, si è fatto la cera, è bravissimo, ma poi soprattutto tutto ciò che fa lo fa bene, e questa cosa è importante. Dicevamo piove a dirotto è il singolo. Avete e hai idea anche di continuare la collaborazione con Andy, magari in altri brani, in altre, magari un progetto più a lunga gittata, o pensi che possa essere questa un brano spot, cioè un percorso in cui vi siete trovati assieme e poi ognuno per la propria strada artistica, si intende? Sai che ti posso dire che non lo so, perché io ogni volta che faccio un lavoro penso al lavoro che sto facendo. In questo momento sono molto concentrato con lui e per il progetto che stiamo facendo, ma io non escludo mai niente, perché intanto perché Andy è un bravo ragazzo e un bravo artista soprattutto, e poi perché mi piace l'idea di lasciare sempre porte aperte, finestre aperte. Io a casa mia lascio anche il frigorifero aperto, mi piace lasciare le cose
nella possibilità di entrare e uscire. Quindi io dico sì, assolutamente. Mi auguro di scrivere un'altra canzone con Andy e che venga bella, anzi troppo bella, venga migliore e più intensa di quella che abbiamo appena fatto. Io ho letto una tua intervista, dicevi che la canzone è nata in un periodo di riflessione. Sì. Era un periodo particolare della tua vita, personale, artistica? Perché dicevo, quello che colpisce è il lato più intimista di Davide De Marinis. Tu sei sempre stato, per come ti conosciamo, molto empatico, molto allegro, dove vai porti solidarietà. Ecco, forse questo aspetto, questa sfaccettatura non conoscevamo di Davide. Ma sì, io sono del segno dei pesci. E il segno dei pesci dicono che sia un segno doppio. E io Io in sono parte ascendente pesci, quindi gioco in casa. Ecco perché, amico mio. Però, al di là dei segni zodiacali, su cui non sono molto preparato, però credo in questo. Io penso di avere una doppia natura. Cioè, dentro di me c'è un aspetto molto ironico, autoironico, scherzoso, che mi piace proprio. Infatti ho un sacco di amici comici. Vado molto d'accordo con i comici, a volte anche più che con i cantanti. E poi ho un aspetto molto introspettivo, romantico, emozionale. E quando scrivo canzoni, anche nel primo disco che ho fatto, facendo un salto di 20 anni, ci sono canzoni molto intense per quel che mi riguarda. Anche la stessa Chi di quello che vuoi, che ho portato a Sanremo, in qualche maniera ha uno spirito comunque di apertura, di leggerezza, però parla di una storia di convivenza che inizia ai primi passi, e quindi mi piace anche raccontarmi e parlare della mia vita anche personale. In questa canzone in particolare, in Piova di Rotto, ho inserito dei ricordi legati ad una storia che purtroppo è finita, però anche se finiscono le cose, la mia filosofia è di tenere sempre dentro al cuore i momenti belli, perché sono quelli che ti fanno andare avanti. Le cose si sbaglia, quando una storia finisce non bisogna più guardare tu hai fatto questo, hai fatto quella, e bisogna tenere le cose belle che sono i ricordi migliori. E che sono le cose forse più difficili da tenere, perché solitamente quando una storia non va bene e sei ancora in qualche modo legato, o perché non hai preso coscienza del fatto che una relazione sia finita, non ti vengono in mente le cose belle, ti mancano le cose belle, quindi Lo so, questo è vero, però umanamente io dico, una volta superato il guado, una volta superata è lì che secondo me devi, intanto per vivere meglio, perché io sono un fautore del pensiero positivo, bisogna coltivare sempre la nostra mente con pensieri buoni, pensieri di costruzione, di vita, di gratitudine, ecco. Mentre coltivare al contrario, con pensieri di rimorso piuttosto che anche cattivi, usiamo anche per parole più importanti, non ci fa bene a noi per prima cosa. Quindi io sono dell'idea che una volta che superi il guado inizia a tenere soltanto le cose belle, le cose negative fatele scivolare. Davide, siccome siamo in chiusura, perché so che hai un appuntamento e quindi io chiudo con te e poi facciamo vedere il video Piove a dirotto, ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo progetti per il 2023, visto che siamo praticamente agli inizi, però già siamo in primavera poi fondamentalmente. Allora, progetti per il 2023, intanto io continuo a produrre, a fare cose in studio, appunto anche nuove perché mi piace, per me è vitale, quindi con Paolo Agosta siamo lì che studiamo, proviamo, facciamo cose. E poi una bella tour, spero di venirti a trovare in Sardegna, organizziamo una serata dalle tue parti. Assolutamente, mi E, piacerebbe tanto. e poi niente, tutto quello che arriva, tutto quello che arriva. Adesso sono stato ospite per 4 puntate consecutive da Eleonora Daniele a Storie Italiane. Ieri sono andato a TV 2000, dagli amici di Buon Mattino che ci hanno accolto in una maniera strepitosa. Insomma, noi siamo molto contenti perché Prova di Rotto ci sta portando in giro e ci sta aprendo tante porte. Che devo dire, io ringrazio sempre tutti perché come sono contento di essere con te, Fabrizio, oggi Grazie. a fare questa bella intervista, sono contento di
di girare, di fare tante cose. Quindi mi auguro che quest'estate sia un proseguimento di quello che sto vivendo adesso, una pioggia di serate meravigliose e di momenti intensi da vivere con tanti amici. Una pioggia di brindisi, oltre a pioggia di serate, poi di brindisi a fine serata. Aspetta, Ti lascio andare ovviamente perché i tuoi impegni, ti ringrazio. Merda. Grazie Fabri. Ci sentiamo come sempre. Un bacione e a presto. Un bacione grande. Ciao amico mio. Io ne approfitto per lanciare quindi il video di Davide De Marinis e Andy. Abbiamo detto, di Andy. Piove a dirotto. Grazie ancora. Ciao Davide. Immagini strappate, un selfie senza senso, le nostre litigate e un bacio senza tempo, le sigarette accese alle 7 di mattina, i nostri corpi nudi, uniti come prima. Un altro giorno passa e tutto sta cambiando, è solo un nuovo film che adesso sto vivendo. Oggetti smarriti, qualcosa si è rotto e noi credevamo di aver fatto il botto. Esplode il ricordo, il letto è sfondato da quanto ti ho amato, tutto è svanito ma non è passato. Ore 18, piove a dirotto, oggetti smarriti nei vestiti che ho addosso. Un giorno che passa, il mio corpo che cambia, il cuore si ghiaccia dentro un sole da Alaska. Sogni nel cassetto che ormai non trovo più, invecchiati sulla pelle con un tatuaggio blu. Stammi più vicino, questo scherzo del destino. Oggi che vorrei tornare bambino, ti ricordi Londra, le case colorate, la Vespa di tuo padre, segni illuminate, le corse tra i giardini, il bacio sul Tamigi. Quando sei felici non serve che lo dici, anche se passa qualcosa ti lascia, una montagna sempre più alta, ma tutto ha una fine, il tempo ci divide, ma quante cose ancora che ti volevo dire. Piove a dirotto, oggetti smarriti, qualcosa si è rotto e noi credevamo di aver fatto il botto. Esplode il ricordo, il letto è sfondato da quanto ti ho amato, tutto è svanito ma non è passato. In questo scherzo del destino, adesso stammi più vicino. Stammi più vicino in questo scherzo del destino. Ancora un attimo, aspetta un attimo. Piove a dirotto, oggetti smarriti, qualcosa si è rotto e noi credevamo di aver fatto il botto. Esplode il ricordo, il letto è sfondato da quanto ti ho amato, tutto è svanito ma non è passato. Piove a dirotto, oggetti smarriti, qualcosa si è rotto e noi credevamo di aver fatto il botto. Esplode il ricordo, Ma quante cose ancora che ti volevo dire, il letto è sfondato da quanto ti ho amato, tutto è svanito ma non è passato. ore 18, piove a dirotto.